Valdegamberi, l'applauso! Ciao a tutti, è con grande piacere che sono qui oggi e ringrazio l'amico Rizzo. Io vengo da un mondo che non ha le stesse sue radici culturali e politiche, ma questo non vuol dire niente. Noi siamo oggi qui per fare tutti la stessa battaglia, non c'è più destra e sinistra, c'è l'Italia, c'è i nostri valori, c'è da salvare il futuro per i nostri figli. Siamo in un momento molto particolare, molto difficile. Il momento in cui 100.000 giovani laureati, diplomati ogni anno lasciano il nostro paese perché non hanno prospettive, noi ci preoccupiamo di ipotecare il loro futuro, mettendo a rischio anche la loro vita, indebitandoli per acquistare 80 miliardi di armi. Già ora noi spendiamo, l'Italia insieme all'Unione Europea con la Gran Bretagna, con il Regno Unito, spendono già 490 miliardi di euro in armamenti. Hanno paura della Russia, che è sempre stato un popolo amico dell'Italia, non ha mai minacciato l'Italia. Ci vogliono bene, stravedono per noi, hanno ammirazione per la nostra cultura, per le nostre tradizioni e noi abbiamo creato di loro un nemico, stiamo spaventando le persone, stiamo terrorizzando la gente. Guardate i giornali ogni giorno, addirittura Repubblica scriveva: ammiriamo, dobbiamo familiarizzare con i bunker, perfino i bunker, c'è un titolo su Repubblica, sono diventati belli, anche i bunker, ci vogliono abituare alla guerra, abituare al conflitto, far crescere l'odio, la russofobia, l'odio verso gli altri, devono creare nemico per giustificare le lobby. Guarda caso, chi è il proprietario di Repubblica? Sapete chi è? Sono coloro che costruiscono auto, ora faranno armi e quelli che fanno già anche armi. Sono loro gli stessi proprietari. Guarda caso, sono i promotori della piazza di Roma. Sono quelli che portano per l'Europa, per la pace, per la guerra. E sono gli stessi che traggono interesse dalla guerra. Dobbiamo aprire gli occhi, siamo in un brutto momento della storia. Dobbiamo passare parole ai nostri amici, perché veramente si stanno un po' alla volta abituando al peggio, abituando e spaventando, conducendo come in altre occasioni hanno fatto, per creare il nemico, la paura e quindi giustificare una spesa che è assurda, che non ha nessuna giustificazione. Abbiamo bisogno di dialogo, di diplomazia. Dov'è sparita questa parola, dialogo, diplomazia? Sono anni che l'Italia non dialoga, non parla con gli altri, non abbiamo mai voluto capire bene i problemi per cui sono nati questi conflitti. Proiettiamo sempre l'ultimo capitolo della storia, non vediamo gli altri. Io sono stato, anche per motivi di lavoro, oltre che per relazioni anche politiche e anche di carattere culturale, sono stato in Crimea. Vi assicuro, ho parlato con quella gente, non ce n'è uno che vuole tornare con Kiev, eppure qui sembrerebbero occupati, sembrerebbero privati della loro libertà. Abbiamo un sistema dell'informazione che è peggiore del peggiore nazismo, altro che stiamo pilotando l'opinione pubblica, non viviamo in un paese democratico, viviamo in uno stato di regime, perché quando una democrazia non permette il pluralismo dell'informazione, non dà dignità al pluralismo dell'informazione, è peggio della dittatura, perché la dittatura tu sai che è il nemico, la democrazia non lo vedi, è infido, lo vedi e tu credi di decidere democraticamente ciò che è bene e ciò che è male, invece sei inconsciamente condizionato da una disinformazione